pensando da molti anni a una canzone che parli ancora d'amore, di guerra e di poesia, che sia scritta da tutti però che non sia soltanto mia, che sia scritta da tutti che non sia soltanto mia. Palomara stenna una fascia d'argento fina, dinta la varca, lo marinara, quasi s'addora ma carezza insina. Non dormiscete, oi marinà, vota starezza, resta a guardare, non dormiscete, oi marinà, starezza pensa a vugare. Bravi, bellissime canzoni, veramente molto tenere, così struggenti, quasi quasi mi commuovo. Vabbè, non ci commuoviamo. Allora, ciao ciao a tutti da Stefania Mecchia. Non ho mai avuto una partenza a rullo di chitarra in questo caso. Comunque i nostri ospiti di questa puntata del Pollice sono Stefania Mecchia, l'abbiamo vista appena un attimo fa. Abbiamo Ernesto Bassignano con la sua chitarra e la sua saluto con la mano, il Pollice. Abbiamo Marcella Testa, giornalista del Giornale di Sicilia, e abbiamo Tony Cosenza, anche lui con la sua chitarra, il suo pollice e il suo orologio. Ma che era una piazza d'orologio c'hai? Scusa, ma una cosa, una bellezza. Chinatown, comprato in Cina, Forcella Street. Ah, Forcella Street, la famosa strada. Va bene, vabbè. Cominciamo il nostro Pollice con un programma dedicato abbastanza oggi alla musica, ne parleremo parecchio di musica, quindi insomma anche in omaggio un po' a Stefano. No, a parte sì, scrivo anch'io delle canzoni. Credo fra l'altro a questo proposito che la canzone d'amore per un cantautore che si rispetti sia una delle cose più rivoluzionarie, più belle, più difficili da scrivere. Ecco perché non se ne scrivono quasi mai. Si scrivono quelle cuore, amore e con tutte le rimette così in generale, ma la vera canzone d'amore, quella francese come intendo io, insomma Ferré, Ferrà, Brel, compagnia bella, è un po' difficile. È un po' difficile. E Tony Cosenza le canta? Ah, io spesso. Proprio con i Brodolowski Brothers abbiamo messo un programma su abbastanza interessante. Comunque mi è piaciuta moltissimo l'interpretazione di Massimo, che penso sia uno dei ancora dei più validi. Sì, però si è messo a fare l'attore, lo fa splendidamente, anche molto... ma perché non canta più? Ha fatto l'attore con... Io penso, non so poi se sia giusto, comunque penso che in Italia la canzone, o comunque dire io sono un cantante, è una cosa che non è apprezzata molto, viene comunque sminuita, un po' riduttivo. Allora evidentemente Massimo Ranieri, siccome sa anche recitare, ora non è che non gli piaccia recitare, ovvio, però se si canta così non può non piacerti cantare. Quindi infatti, dovresti sentire il desiderio di cantare ancora. Evidentemente lui si sente più importante e più considerato a fare l'attore. È veramente un fatto culturale come pochi questo. Lui sicuramente, essendo un ragazzo del popolo, è venuto a contatto con la grande intelligenza teatrale, si è sentito, per lui è stato il massimo. Ha avuto la fortuna, come molti napoletani, di essere anche bravo e di farcela, però per lui la canzone è sicuramente importante, ma ormai passata in secondo, una cosa era un gradino indietro. Secondo piano, perché per lui essere su un palcoscenico dei grandi registi della canzone, vabbè, è una cosa minore. Peccato, perché al contrario magari se fosse stato un intellettuale avrebbe fatto il processo opposto, avrebbe lasciato il teatro per cantare una grandissima canzone del 1930-40 dicendo questa è del maestro tale. Certo, ma forse c'è Marcella, il mondo della canzone italiana che è difficile da vivere, no? Forse perché siamo molto provinciali, per cui ti dirò che io, pur scrivendo testi per la RAI, interessandomi di giornalismo, se mi presento in questa veste si aprono le porte. Come giornalista? Sì, certo. Se mi presento con la chitarra si chiudono. Cioè c'è il discorso di rinnovarsi, no? Io sto fatto di rinnovarsi è fine a se stesso. Uno deve sempre cambiare. Ma che si rinnova? È la stessa cosa che dici a Palestrina, a Monteverdi, a Scarlatti. Adesso facciamo un'altra cosa. Ma ogni artista ha la sua epoca. Quello Giorgio Morandi ha sempre disegnato quasi un unico quadro, eppure è stato uno dei più grandi pittori del Gianni mondo. Morandi invece si è rinnovato. Ecco, vabbè, che insomma non posso fare. Tra Morandi e Morandi c'è un po' di differenza. Il discorso del folk, per esempio, in America il folk è la canzone dei cowboy, il country,
country, è tutto... E le radici della loro terra, mentre noi in Giamaica è il calipso, e cantano il calipso, in Irlanda le antiche ballate degli ubriaconi. Perché secondo me in Italia non c'è questa grossa considerazione per tutto il mondo dello spettacolo. Cioè, è in generale certo. Questo in generale purtroppo. In generale, perché c'è molto odio-amore, cioè per chi ce la fa, però nello stesso tempo c'è molta ironia sempre. Pensa se tutti quanti avessero cambiato, ecco, Verdi avesse cambiato, noi oggi non assisteremmo al successo del Nabucco a Caracalla. Vabbè. Povera, ma è messa tra due pilastri, così, due cantautori ma anche due cantaparolatori. Il folk italiano esiste? No, non esiste un folk italiano, Ernesto. Non è mai esistito un folk, sono esistiti 6-7 folk, Tony lo sa bene. Ogni regione ha avuto il suo interprete fino al 73-74, poi quando Orietta Berti è andata a Canzonissima a cantare Se ben che siamo donne, c'è stato un attimo di panico. Sembra una battuta, ma io ricordo perfettamente che tutti noi abbiamo detto ecco, questa è la morte e la definitiva. No, ma veramente io non avevo le idee poco chiare, dico, non so se Gigliola Cinquetti sul padrone dei bianchi, dico, allora io ho sbagliato, ho cercato affannosamente di identificarmi in quello stile, però non ci sono riuscito. Vabbè, adesso che passiamo ad altri programmi, Marcella mi darai poi dopo una mano. Adesso invece un programma venerdì 17. Scusa Fabio, ma non potresti replicare il mio programma? No, guarda, quello non è meglio fine, una volta sola. Io ho chiesto. No, ma è meglio una volta sola, perché no, poi lo chiede anche lui. Resta meglio nella Fabio, memoria. non potrei. Meglio una volta sola. Sì. A questo punto ci starebbero bene due special di Bassignano e Cosenza. No, bene. E invece un ultimo appuntamento che tu devi... Non c'è più. Non c'è più l'appuntamento? Mettiamo Cosenza. No, sapete che mettiamo? Facciamo un salutone generale a Stefania Mecchia, a Ernesto Bassignano, a Marcella Testa, a Tony Cosenza. Tutti così.